Lo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, ha reso noto quanti fondi ha avuto dalla donazione del 5 per 1000 ed è il soggetto che ha ricevuto maggiori fondi, lo rende noto l'Agenzia delle Entrate. Periodo di dichiarazioni dei redditi e di scegliere a chi destinare il proprio contributo del 5 per 1000. L'Agenzia delle Entrate ha reso noti i dati sulla ripartizione del 5 per 1000 dell'anno scorso riferiti all'anno fiscale 2015 ed è il risultato che è lo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, il soggetto con maggiori contribuzioni da parte dei cittadini. Il contributo è stato di oltre 1,5 milioni di euro, con un aumento di 105.000 euro rispetto all'anno precedente. Sono stati infatti quasi 32.000 i veneti ad aver scelto l'Istituto d'Eccellenza per la ricerca e la cura dei tumori, 2.400 persone in più rispetto all'anno scorso. Il costante incremento di preferenze per il nostro istituto rappresenta un grande atto di stima e di fiducia nei confronti dell'operato dei nostri professionisti, ha spiegato il direttore generale dello IOV, Patrizia Simeonato. Il ricavato del 5 per 1000 costituisce infatti il 25% dell'investimento annuale in ricerca e dimostra come con un piccolo gesto ognuno di noi possa favorire lo sviluppo della ricerca oncologica. Anche quest'anno il denaro donato dai contribuenti veneti verrà utilizzato per proseguire la ricerca e lo studio delle alterazioni genetiche dei tumori, portando così ad un diretto beneficio per i malati di cancro con cure sempre più mirate e personalizzate. Molti progetti in corso presso lo IOV volti ad individuare la genomica dei vari tipi di tumore, dal polmone al seno, dal colon al melanoma. In questo modo si riesce ad arrivare a tracciare una vera e propria carta d'identità del tumore con possibilità maggiori di cure mirate al paziente.